Avete visto quanto grande è questa sede padovana di ENAIP? Abbiamo visto i vari laboratori didattici, adesso però incontro con piacere la dirigenza di questa scuola professionale. Diamo il benvenuto ad Esther Bazzan, che è responsabile dell'area giovani di ENAIP Veneto, perché questa sede padovana è una delle tante che ENAIP ha sul territorio veneto. Certo, la sede di Padova è una delle 20 sedi nell'ambito della Regione Veneto. Siamo presenti in tutte le province con una o più sedi e tra l'altro l'ENAIP di Padova è una delle sedi più grandi con il maggior numero di corsi. Un'altra sede vicina molto grande è quella di Cittadella e nel Trevigiano abbiamo Conegliano. Ecco, abbiamo visto quanti siano gli indirizzi che i ragazzi possono prendere, sono davvero tantissimi. Certo, qui a Padova appunto avete visto il settore meccanico industriale, veicoli a motore e carrozzeria, però abbiamo anche il settore elettrico ed elettronico, il settore benessere con l'acconciatura e l'estetista e il settore delle vendite. Quindi calcoliamo che nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in ENAIP Veneto frequentino circa 4.000 ragazzi. Quindi 3 anni. Sono 3 anni, sì, dopo appunto aver conseguito la licenza media i ragazzi possono iscriversi e nell'arco di 3 anni ottengono il titolo di qualifica professionale. Hanno poi la possibilità di proseguire con un quarto anno, non in tutti i settori e non in tutte le sedi, però per acquisire il diploma professionale. E una caratteristica, diciamo, nuova del diploma professionale che è stata introdotta dall'anno scorso grazie ai finanziamenti del Ministero e della Regione del Veneto è la possibilità di realizzare dei percorsi in sistema duale. Significa che i ragazzi possono frequentare parte del percorso presso il centro di formazione professionale e parte essere formati direttamente in azienda. Questo implica che noi dobbiamo costruire i percorsi formativi in coprogettazione con le aziende e quindi avendo un riverbero essenziale tra il mondo del lavoro e il mondo della formazione che collabora in modo sinergico. Nell'ambito invece dei percorsi triennali, in secondo anno e in terzo anno i ragazzi svolgono circa 150-200 ore di stage che si differenzia dall'alternanza scuola-lavoro o dall'apprendistato perché è un rinforzo ulteriore delle competenze che acquisiscono nell'ambito del percorso formativo presso il centro. So che non vi rivolgete però solamente ai giovani. Certo, il nostro target è anche rivolto all'area dei servizi per il lavoro adulti e le imprese, oltre che il catalogo. In particolare i servizi per il lavoro si rivolge ad adulti che necessitano di riqualificarsi per poter rientrare nel mondo del lavoro o per giovani che magari stanno entrando nel mondo del lavoro con qualifiche superiori anche come quello della laurea, ad esempio. Quindi una sorta di agenzia interinale, insomma. Cerchiamo di seguire i ragazzi volendo da quando vengono da noi per acquisire la qualifica, ma poi anche poi nel proseguo per creare proprio una risposta alle esigenze del mondo del lavoro. Io ringrazio Esther Bazzan, responsabile dell'area giovani di ENAIP Veneto. Amici, noi vi abbiamo insomma descritto così quelle che sono le varie competenze che i ragazzi possono acquisire facendo questa scuola. Vi ricordo però che c'è un appuntamento per tutti voi che ci seguite. Il 28 di gennaio c'è un altro Open Day con la scuola, giusto? E poi naturalmente tutte le altre informazioni le potete trovare sul sito www.enaip.veneto.it e poi ci sono le segreterie didattiche a vostra disposizione. Grazie ancora. Grazie a E voi. qui da Padova è tutto, ridiamo la linea allo studio.